Buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Stasera parliamo delle persone anziane, della possibilità di stare un po' più tranquilli durante la terza età, quando si va in pensione, magari avendo un piccolo patrimonio che può essere la casa. In che modo gestirla, in che modo trascorrere in maniera più serena questo periodo della propria vita. Ne parleremo perché ci sono degli strumenti spesso poco conosciuti, di cui discuteremo stasera con i nostri ospiti che vi presento. Buonasera a Pierluisa Cabiddu, consigliere nazionale del notariato. Buonasera. Subito, notaio, le chiedo una cosa, quanto sono importanti questi strumenti? Poi li analizzeremo singolarmente in base alle esigenze delle persone. Sono molto importanti, finiscono anche per essere strumenti alternativi di politica sociale per far fronte all'invecchiamento della popolazione in questo quadro statistico che vede un'Italia sempre più vecchia. Silvia Castronovi, buonasera. Altro Buonasera. consumo. Avvocato, le chiedo, ma sono poco conosciuti ancora? Perché ce ne sono tanti. Ecco, chiedo ai telespettatori di avere pazienza, perché magari in uno di questi profili di cui parleremo stasera uno si ritrova, una persona anziana si può ritrovare. Sono poco ancora conosciuti. Diciamo perché? che prima della guida erano poco conosciuti perché la guida sulla terza età, che è stata fatta sia in formato cartaceo insieme all'Associazione dei Consumatori del Consiglio Nazionale del Notariato che in formato multimediale, erano poco conosciuti, ma più che altro, anche se conosciuti, erano difficili da comprendere fino in fondo da un punto di vista giuridico perché sono tecnicamente molto complessi. Lo scopo di questa guida è stato proprio quello di renderli più fruibili e comprensibili. E allora ricordiamola, è una guida che chiaramente è gratuita, cartacea, certo, fatta dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme alle associazioni, a tante associazioni dei consumatori. Stasera vi presenteremo alcuni videofumetti molto interessanti e molto facili da comprendere, ma come sempre partiamo da una lettera che ci è arrivata. Buonasera, Melania Giacò. Buonasera a te Giuseppe, un saluto alle nostre ospiti anche da parte mia, un saluto a voi che ci seguite in diretta da casa anche questa sera. Io vi ricordo che potete cominciare a partecipare attivamente alla nostra diretta, il numero verde, gratuito per cellulari anche, è 800 508 990, email attentiallupo@tv2000.it e naturalmente i social, siamo attivi e operativi già da subito, basta cercare i profili di Attenti al Lupo su Facebook e su Twitter. Andiamo subito a prendere la lettera di questa sera e quindi chi ci ha dato il là questa sera per parlare di strumenti patrimoniali della terza età? Si tratta di Giampaolo. Spettabile redazione. 5 anni fa sono rimasto vedovo e da allora sono praticamente solo perché mio figlio vive all'estero da molti anni. È normale che arrivato alla mia età cominci a pensare con preoccupazione al futuro. Mi chiedo chi si prenderà cura di me sia materialmente che moralmente quando non riuscirò più a farlo da solo. Purtroppo non ho altri beni se non la mia casa, ma non vorrei venderla perché a lei mi legano tutti i ricordi di una vita. I vostri esperti cosa mi consigliano? Quale strumento patrimoniale più adatto alle mie esigenze? Queste le domande di Giampaolo da Lucca. Notaio Cabiddu, diamo una prima risposta, poi l'approfondiremo nel corso della trasmissione. Suggerimento o indicazioni? Indicazioni. Qua emerge proprio l'importanza di indagare la volontà della parte e che il compito che svolge proprio il notaio per capire quali sono gli interessi preminenti da tutelare, perché le esigenze che ha il signor Giampaolo sono diverse. Da un lato non vuole vendere la casa, però dall'altro lato lui vorrebbe garantirsi un'assistenza morale e materiale per la sua vecchiaia. E quindi si tratta di vedere qual è la sua situazione, quindi si tratta di vedere se economicamente come sta lui, se quindi ha bisogno di trarre liquidità dalla casa, ha un figlio, bisogna vedere se lui questa casa la vuole lasciare al figlio e quindi da questa indagine della sua volontà, di quelli che sono gli interessi preminenti che intende tutelare, allora si può stabilire qual è lo strumento più adatto a lui, che potrebbe essere un prestito vitalizio ipotecario piuttosto che un contratto di mantenimento, una vendita di una proprietà con riserva di usufrutto, potrebbero essere diversi, però le esigenze che lui ha manifestato sono esigenze un po' contrapposte, bisogna quindi sentirlo, indagare la sua volontà e indirizzarlo in quello che è la soluzione più adeguata. Tra pochissimo vedremo il primo minifilmato, appunto questo videofumetto realizzato appunto dal Consiglio Nazionale del Notariato, una parte, chiaramente un estratto sulla rendita vitalizia. Non vi spaventate per i nomi, perché li capirete, però prima chiedo all'avvocato Castronovi. C'è poi tutta una questione che riguarda la disabilità, la non autosufficienza, perché ci sono tantissime persone che raggiunta una certa età hanno dei problemi seri. Tutti questi strumenti in qualche modo vengono incontro a queste persone, aiutano le persone e le famiglie in qualche modo a gestire anche un piccolo patrimonio che può essere un appartamento, una casa? Assolutamente sì, diciamo che in una fase della vita
al di là della disabilità, comunque sia c'è una insufficienza dovuta all'età e alla natura stessa delle cose, e si hanno meno entrate fisse, però si ha un patrimonio, che il 73% degli italiani ha una casa di proprietà, e quindi questo patrimonio diventa un valore per garantirsi una serena e vecchiaia, almeno dal punto di vista economico, anche perché le famiglie fanno fatica a poter accollarsi economicamente la spesa di una persona non autosufficiente. E se mi permetti qualche dato, non ci sono abbastanza aiuti da parte delle politiche sociali per le famiglie, e se consideriamo che l'oltre il 40% riduce i consumi per poter assistere un anziano non autosufficiente, il 20% addirittura si indebita e fa ricorso ai propri risparmi, e il 15% nel 15% delle famiglie che hanno un anziano nella propria al quale da assistere, un membro della famiglia rinuncia a lavorare, e spesso è la donna. Quindi questi strumenti non hanno solo una funzione economica, ma anche di riequilibratore sociale. E allora vogliamo vederli questi strumenti? Allora, vediamo il primo, sono 5. Partiamo dal primo, in questo video fumetto, ed è, come abbiamo detto prima, la rendita vitalizia. Vediamo di spiegarlo semplicemente e poi faremo le domande ai nostri ospiti. Questo è il signor Rossi. Vorrebbe acquistare una casa, ma non ha tutta la liquidità e, non avendo un lavoro fisso, difficilmente potrà ottenere un finanziamento. Potrebbe però pagare la casa ratealmente. Questa è la signora Bianchi. Ha una casa, è disposta a cederla, ma vorrebbe una rata mensile per tutta la durata della sua vita e inoltre mantenere il diritto di godere della casa finché è in vita. Esiste una soluzione che li possa mettere d'accordo? Certo che esiste. Questo tipo di contratto si chiama rendita vitalizia. Per poterlo concludere occorre conoscere l'età della signora Bianchi, se il suo stato di salute è compromesso da qualche grave malattia, il valore di mercato della casa, perché non ci deve essere una grande differenza tra il valore della casa e le somme di denaro che il signor Rossi, vitaliziante, dovrà corrispondere alla signora Bianchi, vitaliziata, secondo la sua aspettativa di vita. La rendita vitalizia è un contratto aleatorio, il che significa che al momento della conclusione del contratto non è dato sapere chi tra le due parti ne trarrà il maggior beneficio. E allora, questa è la rendita vitalizia. Abbiamo visto il primo video filmato. Notaio, le chiedo, perché poi uno deve fare sempre qualche domanda un po' cattiva, tra virgolette, ma se succede, se il vitaliziante, cioè quello che deve in qualche modo assistere, non versa i soldi che si è impegnato a versare? La legge prevede che se i soldi non vengono versati, il vitaliziato, in questo caso quindi l'anziano che ha ceduto la casa in cambio della rendita, può far vendere i beni del vitaliziante per ottenere quella somma che gli consente di poter avere quella liquidità di cui ha bisogno e per la quale ha creato e costituito questo contratto. Però possono anche essere previste delle garanzie ipoteca legale, fiduzioni, e possono anche essere previste nel contratto ulteriori garanzie che le parti possono concordare, per esempio una condizione risolutiva, delle clausole risolutive espresse, quindi tutta una serie di sistemi che possono poi alla fine garantire che il contratto possa avere effettivamente esecuzione e possono essere raggiunti gli effetti che le parti intendevano raggiungere. In una battuta, se me lo dice proprio in sintesi, in caso di morte che cosa accade? In caso di morte, se muore il vitaliziante, quello che doveva prestare la rendita, l'obbligo passa agli eredi. Passa agli eredi. Vediamo le prime domande che arrivano da casa. Sì, allora un po' di chiarimenti in generale, chiede Antonio da Urbino. Dice, ma di questi strumenti patrimoniali ce n'è qualcuno che garantisca nell'immediato in generale una maggior liquidità di denaro? Lui dice, a me serve far fronte proprio a quelle che sono le necessità quotidiane. Là gli strumenti, ecco, sono a disposizione, ma bisogna vedere, appunto, come è chiaro in questa domanda, se si ha più bisogno di monetizzare il valore della propria abitazione o se si ha bisogno di
un mantenimento morale e materiale, quindi è diverso se si vuole un come o se si vuole un quanto. Se uno vuole subito, insomma, i soldi per poter far fronte alle esigenze della vecchiaia, o se vuole invece qualcuno che possa mantenerlo. A proposito, il secondo strumento lo facciamo commentare al notaio, è un cartello, ve lo facciamo vedere, ed è il contratto di mantenimento. Vediamo di che si tratta con il notaio. Che cos'è questo contratto di mantenimento? Lo possiamo spiegare brevemente? Brevemente sì, è un contratto col quale viene ceduto un bene, normalmente la casa, in cambio di assistenza e mantenimento. Quindi chi riceve la casa si impegna a prestare assistenza e mantenimento secondo quelle che sono le esigenze dell'anziano che ha ceduto la casa. È molto utile il contratto. Tutte le attività di cui ha bisogno? Tutto quello di cui ha bisogno. È un contratto molto utile, nel senso che si adatta proprio alle esigenze delle parti, perché ogni persona ha le sue necessità e esigenze diverse da quelle delle altre, e quindi... E se non ottempera questa... Se non ottempera, anche qui ci sono tutta una serie di strumenti che vengono previsti nel contratto al fine di garantire che l'assistenza venga prestata, e quindi vengono introdotte sempre condizioni, clausole risolutive, risoluzione di contratto, al fine proprio di garantire che l'assistenza venga prestata e che quindi l'anziano non si sia privato della casa e l'assistenza in realtà poi... Uno si chiede sempre, notaio, lo chiedo anche all'avvocato, agli esperti di diritto, quando poi purtroppo succede che uno non c'è più, è possibile che davanti a un contratto come questo che lei diceva, che è un contratto di mantenimento, possa essere impugnato in qualche modo da qualche erede? No, perché sono contratti aleatori, correggimi se sbaglio, sono contratti aleatori dove c'è l'alea, appunto, tra virgolette sarebbe la fortuna e quindi sono contratti che non rientrano nella successione, in quanto c'è una sorta di scommessa tra i due contraenti di chi vive e ha diritto al mantenimento, quindi ha l'obbligo del mantenimento dalla parte dell'altro contraente, e chi presta la propria casa. Diciamo, se sono rispettati tutti i crismi che sono previsti per la sua validità, non può essere impugnato. Però deve sussistere l'alea, quindi bisogna rispettare, non ci deve essere una sproporzione tra l'assistenza e il valore del bene. La persona che deve essere assistita non deve essere molto anziana e non deve avere una malattia che la porti ad una morte ravvicinata. Ci devono essere tutta una serie di elementi che garantiscono la validità del contratto. E per tutte queste funzioni è possibile venire appunto assolutamente, il ruolo fondamentale del notaio, quello di tutela delle parti. Avete elaborato questa guida. E allora è il momento del vero o falso. Continueremo perché ci sono altre tre tipologie che abbiamo estratto da questo libro multimediale, libricino multimediale appunto del Consiglio Nazionale dei Notai. Melania. Allora vi lasciamo con questa affermazione prima della pubblicità. Secondo l'Istat le abitazioni costituiscono la principale forma di investimento delle famiglie italiane. Secondo voi è vero o falso? La risposta dopo la pubblicità. Rientriamo in studio, stiamo parlando degli strumenti patrimoniali per la terza età, cioè la possibilità di ottenere qualcosa in cambio di denaro con la propria abitazione, oppure un mantenimento, un contratto di mantenimento, le varie opportunità di stare accanto a una persona nella vecchiaia. E l'affermazione però era importante, anche se io, insomma, una risposta immagino sia abbastanza semplice, però ripetiamola, vediamo se da casa hanno indovinato, vero Melania? Immagini bene, forse, perché noi vi avevamo lasciato con questa frase. Secondo l'Istat le abitazioni costituiscono la principale forma di investimento delle famiglie italiane. Vediamo se è vero o se è falso. Avvocato Castronovi. Verissimo, il 73% degli italiani investe in mattone come solido investimento, e siamo forse il paese europeo e c'è anche una ripresa da questo punto di vista, così sembra, almeno agli ultimi dati. Così sembra negli ultimi dati che sono stati forniti proprio ieri, mi sembra. E allora vogliamo vedere un altro strumento, l'altro strumento che con questo videofumetto è la donazione. Come funziona poi realmente? Vediamo. Questa è la signora Bianchi. Per garantirsi una vecchiaia serena, vuole donare la propria casa alla figlia Maria, chiedendole in cambio di provvedere alla sua assistenza per tutta la durata della sua vita. La figlia Maria è d'accordo.
Cosa possono fare? Questo tipo di contratto si chiama donazione con onere di assistenza o donazione modale e deve essere fatto dal notaio con atto pubblico alla presenza di 2 testimoni, altrimenti è nullo. Allora, notaio, spieghiamo che è nei limiti del valore della casa, chiaramente, cioè, si valuta l'immobile, L'obbligo di l'appartamento. assistenza si va fatto nel valore del bene che è donato e quindi le prestazioni assistenziali non devono superare questo valore, o quantomeno il donante non può pretendere che superino il valore del bene che è stato donato. È importante poi garantire che l'assistenza venga prestata e per questo è importante prevedere la risoluzione della donazione in caso di inadempimento dell'onere. Domande da casa? In generale, scrive Fabio da Pisa, chi presta assistenza in questo tipo di contratti può farlo per poi dare la casa ai suoi eredi, dice Fabio, per esempio a mio figlio? Io credo di sì, che si possa prevedere all'interno del contratto la possibilità di disporre poi del bene una volta che comunque si è concluso il contratto con Sì, l'unico problema è che bisogna poi alla morte del donante vedere se ci sono altri legittimari, cioè altri eredi che hanno diritto a una quota riservata loro dalla legge, perché si fa la somma dei beni lasciati con i beni donati. Se i beni lasciati non riescono a soddisfare questa quota di riserva ci si rivale poi sul bene donato e quindi qui bisogna sicuramente prestare attenzione. Ed arriviamo a un'altra opportunità che vediamo sempre con questo videofumetto della guida multimediale dei notai, e questa possibilità è il prestito vitalizio. Di che si tratta? Questo è il signor Verdi, ha 65 anni. Vorrebbe dare un aiuto economico al figlio Mario che deve aprire il suo studio professionale. Cosa può fare? Signor Rossi, lei può usufruire del prestito vitalizio ipotecario, un finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari a persone di età superiore ai 60 anni compiuti, garantito da un'ipoteca di primo grado posta su un immobile ad uso residenziale per assicurarsi la restituzione del prestito, degli interessi e delle spese. Come avviene il rimborso integrale del prestito vitalizio ipotecario? Secondo 2 possibilità. Con capitalizzazione, il che significa che alla scadenza del finanziamento dovranno essere rimborsati in un'unica soluzione sia il capitale che gli interessi e le spese capitalizzati annualmente. Senza capitalizzazione, cioè si rimborsano gradualmente gli interessi e le spese e alla scadenza del finanziamento dovrà essere restituito solo il capitale. E allora, notaio, qui c'è anche il rapporto con la banca. Quali problemi possono sorgere? A cosa stare attenti? Sì, bisogna stare attenti perché da un lato è un prestito di liquidità, quindi può essere destinato agli scopi più svariati. Qui infatti nella video la destinava per aiutare il figlio che deve aprire un'attività. Fra l'altro gli over 60 difficilmente hanno accesso al credito per motivi anagrafici, però è uno strumento che presenta delle criticità, sia nelle modalità di restituzione, e bisogna prestare molta attenzione perché soprattutto quando c'è la capitalizzazione, quindi si producono interessi sugli interessi, nel senso che il finanziato può decidere in vita di non restituire nulla. Allora a quel punto i suoi eredi alla sua morte dovranno restituire il capitale più gli interessi e le spese capitalizzate. Quindi cioè, è uno strumento si producono interessi attenti. sugli interessi. Non solo, ma bisogna stare attenti perché anche durante la vita del finanziato, il finanziato stesso potrebbe decadere dal finanziamento e il finanziato potrebbe pretendere il rimborso immediato della somma capitalizzata se purtroppo incorre in una di quelle ipotesi previste dalla legge, per esempio vende il bene, costituisce un usufrutto dell'locazione la casa, addirittura anche se dopo la stipula dell'atto nella casa fa risiedere altre persone oltre il coniuge, il figlio e il personale contrattualizzato che presta i servizi. Quindi diciamo bisogna stare molto attenti e anche senza capitalizzazione bisogna stare attenti perché senza capitalizzazione, se la vita è molto lunga, dovrà pagare molti interessi e spese. L'ultimo cartello che abbiamo preparato, partiamo dal rappresentante dei consumatori, perché dico, è in base alla propria esigenza, in qualche modo è un abito che uno deve cucirsi addosso, se ha questa necessità, poi per carità uno può non avere necessità e siamo tutti quanti contenti, ma in base a che
che tipologia la persona anziana ha bisogno nella parte finale della propria vita, può scegliere questi strumenti. L'ultimo è quello forse più conosciuto da tutti, è la nuda proprietà, che ora ci spiegherà anche il notaio, però insomma è quello più conosciuto. Perché, chiedo alla Castronovi, proprio rapidamente? È il più conosciuto perché, diciamo, è quello più istituzionale, dove crea quel rapporto di dare il bene comunque ad uno dei probabili eredi, riservandosi appunto l'usufrutto, quindi il godimento spesso il godimento del bene prima, e lasciando la nuda proprietà diciamo quello all'erede. più conosciuto, sì. il più conosciuto, diciamo, tra i tanti che abbiamo elencato, no, vero? Sì. Lo chiedo anche, prego, devo finire? È il più conosciuto, ma anche quello al quale fare attenzione per quanto riguarda anche i costi, perché molto dipende dall'età del Notaio, ecco, contraente. le opportunità per chi sono, proprio una battuta, e quali sono i limiti di questo strumento della nuda proprietà? Sì, nella nuda proprietà il vantaggio è per chi cede la casa, che ottiene subito della liquidità, e che per chi acquista invece fa un investimento, e naturalmente il valore della nuda proprietà è tanto maggiore a seconda dell'aspettativa di vita dell'usufruttuario. Se l'usufruttuario è giovane, quindi un'aspettativa di vita lunga, è chiaro che l'usufrutto vale molto e la nuda proprietà vale poco, quindi chi l'acquista è vero che non potrà godere della casa finché vive l'usufruttuario, però fa un bel investimento. Chi ha bisogno di soldi deve fare in questo modo, può fare in questo modo, è una delle possibilità. Vediamo qualche domanda rapidamente. Ci hanno scritto Mina e Vito, dice siamo una coppia di coniugi anziani, loro fanno riferimento alla rendita, in realtà, alla rendita vitalizia, dice chi può godere di questa rendita, possiamo goderne entrambi, e soprattutto se uno di due muore prima, ci sono da pagare delle imposte per poi continuare a godere di questa rendita? Una battuta, proprio un flash. Allora, la rendita può essere anche congiuntiva, quindi stabilita anche a favore di più persone. In quel caso si ha il diritto di accrescimento, quindi morta una persona la sua rendita si accresce agli altri, quindi si può veramente costruire addosso alle esigenze delle persone proprio un vestito fatto su misura. E voi come notai fate questo? Assolutamente, rientra nel compito istituzionale del notaio tutelare le parti in maniera imparziale, trascrivere nei registri immobiliari dei contratti e garantire la certezza e sicurezza dei rapporti giuridici. È il ruolo istituzionale del notaio. Questa guida, ripetiamo, è stata fatta con tutte le associazioni dei consumatori per diffonderla di più, proprio una battuta, abbiamo 10 secondi. Sì, c'è anche in formato, oltre che cartaceo, anche molto mediale, perché è vero che c'è un analfabetismo tecnologico, però diciamo che gli anziani hanno superato questa fase con i cellulari e quindi possono accedere a queste guide che sono molto capire qual è il profilo più giusto. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie a voi, a Pierluisa Cabiddu, consigliere nazionale del notariato, grazie all'avvocato Silvia Castronovi di Altro Consumo. È tutto, Melania, per stasera. È tutto, grazie anche da parte mia ai nostri ospiti per aver fatto chiarezza su quelli che sono gli strumenti patrimoniali della terza età. Io vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TV 2000, buon weekend a tutti quanti, l'appuntamento con Attenti Lupo è per martedì prossimo, ore 19, sempre in diretta, parleremo di integratori alimentari. Seguiteci.